l'ultima partita del trofeo Interzona. Promoti HP. Zona 4 contro zona 1. Torniamo in diretta per l'ultima partita della Under 13 zona 4 contro zona 1. Già iniziata la partita, siamo leggermente in ritardo ma siamo ancora sullo 0-0. La zona 4 schiera il numero 12 Andrea Assa, numero 1 Andrea Alexander Croca, numero 2 Federico Polinelli, numero 3 Luigi Fabi, numero 4 Lorenzo Cornacchini, numero 5 Lorenzo Turbanti, numero 6 Gregorio Tonelli, numero 7 Federico Lagomarsini, numero 8 Filippo Giabbani e numero 9 Diego Bracali, allenatore Massimo Bracali, con Elia Guidi e Stefano Paghi, il trio della zona 4. Under 13 zona 1 invece il numero 1 Filippo Brescia, numero 2 Gabriele Patrucchi, numero 3 Mattias Delattore, numero 4 Simone Traina, numero 5 Simone Migliaretti, numero 6 Lorenzo Colosimo, numero 7 numero 8 Elia Bellotti, numero 9 Gabriele Libè, numero 11 Edoardo Orsi, allenatore Alessandro Gioffre. Arbitro dell'incontro Giombetti di Modena. È iniziata da minuto e 30, subito Orsi, dietro porta il giocatore della zona 1, 0-0 il risultato. Bracali, anzi ho cambiato un po' di numeri ancora quindi devo ristabilire il settaggio. Giabbani, numero 8, in centro c'è il numero 3 Luigi Fabi, quindi Fabi, Tonelli, Giabbani e Bracali. Tra i pali, se non erro, potrebbe esserci Asta. La zona 1 schiera Migliaretti con Patrucchi, dato ora il numero 11 Bellotti, tiro, parata di Edoardo Orsi, scusate, il numero 11, anche lui ha cambiato numero, il lodigiano. Applausi dal folto pubblico della Casamora, occasione della Pescaia in diretta per l'ultima partita del torneo Promoto HP, 18ª partita in diretta da venerdì, in diretta sul canale YouTube Fisirock Pista. Patrucchi per Orsi in mezzo ai statuari giocatori del Follonica, riparte con l'attacco di Gregorio Tonelli, gol! Gregorio Tonelli, il bomber dell'Under 13, subito a segno, contrattacco 1 contro 0. Tonelli non ha assolutamente deluso le attese. Vediamo il replay dell'azione legge di Leonia Romualdi, vediamo qui il gol plastico di Tonelli, il giocatore di Salzana. 1-0 dopo 3 minuti spaccati. Tonelli ha segnato fino a qui 9 reti, con questa fanno 10, miglior marcatore del torneo, tutto il promote, un giocatore insomma dalle rose futuro per quanto riguarda il Sarzanese, il Ligure. Tre pali, confermo Andrea Asta, il numero 12 del Follonica, campione d'Italia. Ci aveva provato però inizialmente la zona 1 con Orsi, 3 gol in questo campionato contro 2 di Migliaretti. La zona 1 aveva vinto 6-0 nell'incontro iniziale contro la zona 3, aveva poi perso 4-2 con la zona 4 ieri mattina,
poi ieri sera ha vinto 1-0 contro la zona 3 e ora l'ultima partita oggi, mentre la zona 4 aveva vinto 5-0 con la zona 6-0 con la zona 3, 4-2 appunto con la zona 1 e stamattina 9-1 contro la zona 3. Tutti i risultati della classifica, vede proprio in vantaggio la zona 4. Parte la formazione verde, la zona 1, ormai i colori sono sempre gli stessi della prima partita di venerdì. Fallo di squadra numero 1 per la Toscana, 1 anche per la formazione Piemonte-Lombardia. Orsi contro Bracali, a differenza di statura importante tra i due giocatori. Esce meglio ancora la squadra della zona 4. Bracali contro Orsi, alla meglio la giocatore campione d'Italia del Follonica, ancora Tonelli, bella girata del numero 6 e cerca la spizzata del numero 8 Giabbani, un altro folonichese. Fa un attacco del numero 3 Fabbi, un altro giocatore del Sarzana. Sono 4 giocatori del Sarzana, 4 del Follonica, 3 del Grosseto e 1 dell'SPV Viareggio. Ora Fabi per il tiro di Giabbani. Non c'è l'intervento falloso su Orsi, il numero 11, sotto il numero 7, oggi è il numero 11. Tra le file della zona 4 mancano all'appello, giusto ricordarli, Nicola Moda e Alexander Convertiti in Manna, che hanno giocato quest'oggi. Questa mattina manca da 12 giocatori, 11 giocatori. Viene atterrato affrosamente in questo caso Orsi al quinto minuto, terzo fallo di squadra per la zona 4. Ancora recupera la pallina Giabbani, fallo qui sul folonichese, atterrato il fallo del numero 2 Patrucchi di Novara, classe 2011. Ancora Bracali, tiro Maffi, para il portiere lodigiano e la squadra di Cremona Federico Maffi, numero 10. Riparte Migliaretti, il novarese, autore di 2 gol fin qui in questa rassegna. Sottolinea Promotta HP è arrivato alla fine. Ringraziamo l'HC Castiglione che ha permesso questo torneo Promotta HP, quindi la florida e splendida Castiglione della Pescaia. Ben organizzato, con una grande organizzazione a livello sportivo, organizzativo, ma anche e soprattutto a livello culinario, con uno stand economico di primo livello. Il presidente Marcello Pericoli, personale ringraziamento per l'ospitalità, disponibilità e assolutamente la passione che ci mettono in tutto quello che fanno qui in riva al Tirreno, nella Maremma centrale. Non c'è fallo di Migliaretti, riparte però sempre Fabi per Bracali, rovescio deviato dal pattino dell'avversario. Ancora Bracali, alla meglio Patrucchi. Sempre la zona 4 che insomma ha grandi personalità, grandi ritmi. Tonelli non passa sul numero 5 Migliaretti di Novara. Ora Migliaretti subato da Tonelli, serve il numero 2 Patrucchi, poi serve a sua volta Gabriele Libè, anche lui lodigiano, 2012 2 gol nel torneo. Siamo a metà del primo tempo, 1-0 per la zona 4. Orsi contro Bracali, Bracali dall'illusione del gol. C'è un incrocio di bastoni, cadono i giocatori, c'è il fallo della retroguardia piemontese. Intanto gesto di fair play tra Orsi e Fabi, scambiano il 5 i due. Bella scena.
Tanto ci ha provato lungo Giabbani, ci prova ancora Fabi. La zona 1 non riesce a uscire dalla morsa dell'attacco della zona 4. Orsi da solo in area, trova attento Asta sul primo palo. Non è 15:51, da circa un'ora la premiazione, quindi non mancate alla premiazione finale delle 11 rappresentative qui presenti al torneo Promote HP che chiude la stagione 2022-2023. In queste ore sono le ultime giocate ufficiali del campionato italiano a tutti i livelli, poi si ricomincerà a fine settembre con la Supercoppa Senior, tra la prima gara a Lodi che farà ricominciare ufficialmente la stagione italiana dell'hockey su pista. Time out richiesto dalla panchina della zona 4. Bracali, il primo allenatore. Intanto rivediamo l'azione di poco fa con il fallo a favore della Toscana. 3 falli di squadra a testa. Abbiamo alcune azioni del questo primo tempo. Scade il time out. Torna in pista il rettangolo del Casamora con l'entrata del numero 7 in casa zona 4, cioè Federico Lagomarsini, Tonelli, Fabi e Bracali. D'altra parte Orsi, Migliaretti, Traina, nuovo entrato, e Patucchi recupera Tonelli, grande spolvero il Ligure. Sarà il centro il numero 7 che non riesce a trovare la pallina, sento che gli urli del pubblico in supporters della zona 4, simpatizzanti tosco-liguri. Lagomarsini contro Traina, Lagomarsini fuori per Bracali, il capitano del Follonica. Passa al Lagomarsini, Sarzana. Sono 5 secondi in fase difensiva. Parte la zona 1 con Orsi, Migliaretti al centro, Orsi non riesce a deviare. Il fallo è di Tonelli, il quarto fallo per la zona 4. Ricordiamo ma che basta un pareggio per vincere il trofeo Promote Under 13, per vinto già la 15 a 17, firmando la tripletta. Buon pubblico qui al Casamora, questo atto finale della stagione sportiva 2023. La prossima stagione, ricordiamolo, ci sarà lo stesso trofeo a fine stagione, a giugno, e poi però la settimana prima ci sarà il trofeo Promote HP per il settore femminile, la grande novità. Siamo curiosissimi, anzi spero francamente di esserci anch'io. 3.000 impegni la prossima stagione, non voglio assolutamente perdermi il primo trofeo Promote femminile. Patrucchi recupera la pallina, serve Orsi, ma Lagomarsini riesce a neutralizzare questo tentativo della zona 1. Il primo palo, Bracali allarga le braccia, il folonichese non entra oggi la pallina, la sua mimica. È entrato anche il numero 4 Lorenzo Cornacchini di Follonica, anche lui classe 2012. Ci sono 4 2012, 5 convertiti Giabbani, Moda e Asta.
e convertiti, se l'ho detto, 2011 su tutto il resto della squadra. Mentre per quanto riguarda la zona 1 ci sono 3 2012, sono Colosimo, Della Torre, Orsi e Libè, e dall'altra parte tutti 2011. Tutti in 4 minuti si lotta in balaustra. Tonelli ancora di grande spessore, di grande carisma, il piccolo giocatore di Sarzana, piccolo a livello di statura ovviamente, ci si spinge in balaustra. Il fallo però è della zona 1. Lago Marsini per il numero 5, l'appena entrato Lorenzo Turbanti del Grosseto 2011. Vicinissimo al gol ancora la zona 4, Maffi dice di no. Bellotti del Seregno, intanto tu per tu con asta para il portiere Maremmano. C'è il gol! Gol del numero 7, Lago Marsini, che sfrutta una pallina vagante, anche un po' rimbalzante, per superare il portiere avversario. Non so se abbiamo il replay, Leoni, da questa pallina vagante di Bracali, forse anche alta, non lo sappiamo, l'arbitro non l'ha vista così alta. È arrivato il tocco di Lago Marsini per il 2-0 al 11:46 del primo tempo. Come detto, la prossima stagione, se non erro a metà giugno, ci sarà il trofeo Promote HP femminile, poi a fine giugno quello maschile, ovviamente località che saranno decise ad aprile dell'anno prossimo. Insomma, rassegne che danno possibilità di vedere i migliori atleti che escono dai club nelle zone in cui si gioca all'hockey. Sono 5 le zone: zona 1 Piemonte e Lombardia, zona 2 Triveneto, soprattutto Veneto e Friuli, zona 3 Emilia Romagna Marche, zona 4 Toscana Liguria e il numero 5 Puglia Basilicata Campania. Si riparte con un'ennesima azione della zona 4, parata di Maffi sul tiro di Lago Marsini, un po' sconfortato la zona 1 dopo il raddoppio dei padroni di casa. Velocemente ricordiamo, sono 4 i giocatori del Folone, 4 del Sarzana, 3 del Grosseto, 1 del Viareggio. La maggior parte dei supporti sono proprio della zona della Maremma, dove oltre al Castiglione c'è anche il Grosseto e anche il Follonica. Ora Orsi non riesce a concludere il giocatore lodigiano. Bracali per Lago Marsini, il sarzanese, autore del gol del 2-0 sull'assist del Maremmano. Bellotti per numero 6, appena entrato Francesco Colosimo, autore del gol questa mattina, 1-0. Dopo lui il gol, l'unico gol, la partita equilibrata. C'è il cartellino blu, attenzione, Giombetti mostra cartellino blu a Tonelli per atterramento di Orsi, che insomma era già la terza volta che provava il controattacco. Quindi andiamo a Tonelli, perde la pallina, contestato dal numero 11, poi viene atterrato da Tonelli. Siamo al 12:59, tempi da 15. Grande opportunità per la zona 1 per dimezzare il gap. Orsi non riesce a superare l'eccellente asta. Ora Orsi che si molla, rischia anche il cartellino blu. Ci sta anche la superiorità numerica per la zona 1, ma in questo caso la zona 4 gestisce con Bracali. Difficile togliere la pallina al numero 9. Ci prova Traina, che ha un fisico piuttosto simile rispetto al numero 9.
ancora Bracali da solo si beve tutta la difesa. Il campione d'Italia di Follonica, serve esternamente Lago Marsini, continua il possesso, è in inferiorità la squadra zona 4, ma sembra non risentirne psicologicamente i rossi, i biancorossi. Arriva il numero 5 Turbanti a sfiorare il gol. Bellotti porta avanti i suoi in subita numerica. Turbante, scusate, c'è Orsi, ancora Asta, triplice parata per il portiere Asta, Andrea Asta. Numero 9 Bracali contro due atleti dell'avversario, forza fisica dirompente, anzi no, non riesce, ora non riesce più a manovrare la pallina. Contrattacco della zona 1 con Bellotti, tiro Bellotti ma neutralizza Lago Marsini, fallo su Turbanti di Bellotti, sesto fallo di squadra per la zona 1, 4 per la zona 4. Nella tribuna sentiamo diversi urli, molto calma invece la panca, lunga panca della zona 4. Questo torneo fine stagione, Lago Marsini, tiro fuori, finisce qui il primo tempo, 2-0 per la zona 4, sotto gli applausi dei simpatizzanti della zona 4. I due gol segnati dai due giocatori più importanti, insomma, di questo torneo Under 13, cioè Tonelli e Lago Marsini. Ovviamente c'è anche Bracali, autore dell'assist proprio sul Lago Marsini. Qui vediamo il gol prima di Tonelli, poi il gol col tocco sotto misura di Lago Marsini per il 2-0 del primo tempo. 5 minuti di pausa, poi torniamo in diretta, sempre qui in diretta dal Casamola di Castione della Pescaia per gli ultimi 15 minuti di questa stagione sportiva 2022-2023.
puoi spostarla alla mente fissa che guarda il centrocampista dell'anima. Si gira. No, una ferma, si va in guarda impremionato lui, magari va sul zoom, quindi giochiamo un po', va, appunto io, giochi con due telecamere, poi torniamo in diretta per questa fine di promote e di stagione 2022-2023, ricordando i risultati degli Under 13 delle finali nazionali, il primo posto del Follonica, secondo posto del Roller Bassano. Qui vediamo i gol intanto delle azioni nel primo tempo. Secondo posto per il Roller Bassano, terzo per il Sarzana, quarto per il Breganza, quinto per il Montebello, sesto per il Novara, settimo per il Trissino, ottavo per il Lodi, nono Giovinazzo, decimo Scandiano. Guarda l'Under 11, che insomma ci sono anche giocatori che hanno giocato anche in Under 11. Primo Sarzana, secondo Cici Viareggio, terzo Valdagno, quarto Trissino, quinto Sandrigo, sesto Camaiore. Intanto vediamo l'azione di Bracali, parato da Maffi, settimo è Montebello, ottavo Novara, nono Correggio, decimo Scandiano. Tra tutto quello che abbiamo raccontato, vediamo il ritorno della zona 1, insomma, che era da diversi anni che non vedevamo la zona 1, diciamo nelle prime posizioni, ma comunque in posizioni dietro la coppia zona 2 e zona 4, che insomma sono storicamente le squadre che vincono gli scudetti. Quindi dietro queste due realtà, cioè Veneto, Friuli e Toscana Liguria, la zona 1 sta cercando di risalire la china dopo tanti anni di problemi quanto riguarda gli impianti, ma anche di allenatori e via discorrendo, quindi utile anche ricordare questo fatto, insomma l'abbiamo per scontato, ma non è proprio per scontato. E c'è il gol di Traina, il gol 1-0-1 che riesce a impattare finalmente la difesa della zona 4. Non era neanche messa male, ma poi una vagante riesce a spedire in rete il numero 4 di Lodi. E come ho detto, io confido in un ritorno della zona 1. Attenzione però al tiro di Tonelli, para ancora Maffi, 2-1 lì per la partita. E ricordavo questo fatto che ovviamente ritornando sulla zona 1, la zona 3 doveva rimboccarsi le maniche, e anche la zona 5 nei prossimi mesi, per essere competitiva proprio come la zona 1 e non perdere il treno del podio, perché insomma la zona 1 si sta avvicinando al podio, anzi questo promote assolutamente guadagna diverse posizioni nel ranking delle varie categorie, raggiungendo il podio. Traina 2-1 segnato all'1-0-4, ancora lui, ma c'era doppio sistematico nella zona 4 ad ogni possesso in balaustra della squadra avversaria. Tonelli intercettato il suo passaggio dal numero 3, ancora lui, numero 3 della Torre, uno dei più piccoli in questa categoria, quella della Torre. Si gira, Tonelli riesce a recuperare la pallina, non c'è fallo sul sarzanese, doppio fallo, sì, qui c'è il cartellino blu, ci sta assolutamente il cartellino blu al numero 3 a Mattias della Torre. Vediamo qui il replay, ma insomma il colpo di bastone c'è stato nella zona 3, della Torre della Grate, classe 2012, uno dei più piccoli. Ha fermato Tonelli che era in contrattacco, ora Bracali contro Maffi, fuori il tiro di Bracali, ma c'è anche la superiorità numerica ora della zona 4, 2 minuti di superiorità, finirà a 10 minuti dal termine dell'incontro, 2-1 per la zona 4. Vicinissimo la zona 3, ascolta, la zona 4 con il numero 3 Fabi, 3 conclusioni parati da Maffi.
Riccardo Maffi nel Pieve 010 2011. Si lotta, Lago Marsini, tiro, gol! Gol! 3-0-3, Lago Marsini ci mette ancora la firma, ha trovato lo spazio giusto e ha sorpreso Maffi. Vediamo il replay, raddoppio sistematico sul protettore di palla avversario, tiro di Lago Marsini, il gol del 3-1 in stile Bracali, a dire il vero. Patrucchi torna ovviamente in 4 giocatori esterni nella zona 1. Patrucchi, Migliaretti, Traina, recupera l'ennesima pallina Gregorio Tornelli. 10 gol in questo torneo, una delle personalità più importanti viste in questa categoria. Ancora Lago Marsini, ma Maffi in questo caso dice no, si lotta su un fazzoletto di Piastrella. Traina esce per Orsi, ancora Traina, pallina alta. 4 minuti, 3-1. Siamo in diretta su YouTube, Fis Rock in pista, e questa ultima partita della stagione. Si lotta tra Fabi e Patrucchi, alla meglio il novarese, però viene fermato dal continuo raddoppio. Parte Tonelli, è libero Lago Marsini, ma bravo Maffi a neutralizzare questa superiorità numerica in ripartenza della zona 4. Orsi intercetta il passaggio di difensori, ancora Orsi in diagonale, ma Parasta. Fabi al centro per Giabbani, l'altro folonichese. Orsi, Traina, alla meglio Tonelli, scivola, c'è fallo su Patrucchi, esce Traina e entra Libè. Time out richiesto dalla panchina della zona 4 al 5-0-3. Guardate di non lasciare la diretta perché andremo poi alle premiazioni finali. Per ora in Under 13 svetta la zona 4 anche in questa categoria dopo aver vinto l'Under 15-17 alla ricerca della tripletta. Qui vediamo alcuni replay, il gol, anzi no, il tiro parato da Maffi, poi il tentativo di Orsi parato da Asta, quindi l'altra azione di Giabbani fermato in contrattacco. 6 falli di squadra per la zona 1, 5 per la zona 4. 9 minuti alla fine. Si riparte con un tiro per la zona 1. Ora vediamo cosa succede in pista con Patrucchi. Libè, tiro a distanza, cercare Migliaretti. Ecco, Bracali è appena entrato dopo il time out, interviene Maffi, decisivo. Vediamo che anche i centri promote continueranno per tutta la prossima stagione. Si inizierà domenica 12 novembre
per 6 incontri annuali ogni mese, con Under 13, 15, 17 femminile in varie località che poi saranno assegnate via via. Abbiamo anche le date del trofeo Promote. Intanto vediamo il tentativo del numero 4 Lorenzo Cornacchini. Le finali Under 11 e Under 15 si giocheranno il 23 e 26 maggio 2024, 13-17 il 30 maggio al 2 giugno, 19 e 6-9 giugno Under 23 il 13-16 giugno, e in quello stesso weekend 13-16 giugno ci sarà il trofeo Promote femminile, mentre questo trofeo Promote maschile si giocherà dal 21 al 23 giugno. Tanto vediamo la contrattacco di Orsi che non va a segno. Corriamo un trofeo, ovviamente l'abbiamo ricordato fin qui, ma assegnato a Raul Micheli, compianto Raul Micheli, folonichese, che ha segnato la storia dell'hockey italiano a livello serio, ma non solo, anche a livello giovanile. Allora ci prova Giabbani in centro area, non va la sua conclusione. Ci prova ancora la zona 4, la zona 5 un po' schiacciata in difesa. Ci prova ancora Bracaglia, posizione impossibile, impatta su Migliaretti, palla che rimane lì, non riesce a deviarla Lago Marsini in rete. Siamo a metà del secondo tempo, sempre 3-1 risultato. Attenzione, Bracaglia non arriva sul passaggio di Lago Marsini. Cornacchini per Giabbani. Cornacchini del Grosseto, non Follonica, scusate ovviamente il misunderstanding, il grossetano. Poi lui che recupera la pallina, serve al centro Giabbani, il folonichese che non conclude. Parte Orsi, recupera Cornacchini, lotta il grossetano, però non passa Patrucchi. Ora Orsi in mezzo a due, bomba Giabbani, ma ovviamente caparbio il numero 11 lodigiano Edoardo Orsi, fratello di Orsi Matteo, gioca in Under 17. Ultimi 6 minuti, time out chiesto dalla panca della zona 1, cercare l'assalto finale, cercare di trovare il secondo gol. Ci prova ora con Orsi, tapin mancato per Libè, pallina alta, sarà del time out all'8:56. Cambi e rotazione, orienta Tonelli, gli ultimi 6 minuti, esce Migliaretti, entra Bellotti. Probabilmente vediamo qualche reazione del replay, intanto grazie alla regia di Leonela Rumualdi in questa ultima giornata di gioco del Promote HP. Anzi, rientra Libè e poi Bellotti, cambia tutti. Orsi, esce Orsi, entra Migliaretti di nuovo, una serie di cambi, non si decidono, tirano a cambiare. In pista ancora Orsi, ancora Migliaretti, poi c'è il numero 6 Colosimo e Traina, anzi Bellotti. 3 giocatori nel Lodi, 3 nel Novara, 1 nel Cremona, 2 della Grata e 1 del Seregno. Tonelli, ultimi 5 minuti. Tonelli, tiro di Tonelli, para Maffi, prende la pallina Bellotti, serve Orsi, fuori di pochissimo il tiro del Lodigiano sull'assi del Brianzolo. Ancora Orsi, il numero, stata schiacciata per il piccolo giocatore lodigiano.
Il gol! Gol! Il numero 5 Lorenzo Turbanti, il grossetano, che devia in rete di prima intenzione. Riusciamo a inquadrarlo? Sì, inquadriamo il giocatore che ha segnato, assist volante per il 4-1 che mette in ghiaccio il match ora per la zona 4, vicinissima alla tripletta. Per la Toscana Liguria zona 4, raddoppio su Orsi. Altro time out richiesto dalla zona 1, 4:49 alla fine della partita. Abbiamo le ultime azioni qua del match in pista in questa 18ª partita del trofeo Promote HP. Abbiamo iniziato venerdì alle ore 12. Siamo qui alla fine, il tempo è volato in questo weekend di hockey, bastoni, ruote e palline. Sono già pronte le personalità alla premiazione. Vediamo Mario Tinghi, così uno dei delegato provinciale FISR, anche regionale, provinciale. Tiro in diretto per la zona 1 a 4:49 dalla fine. Allora riprende la sfera il grossettano Cornacchini, cercava Bracali ma Orsi ha intercettato il tiro. Orsi per Migliaretti, paglia che rimane là, arriva Cornacchini, serve Bracali, gol 10:35, mette la freccia ora la zona 4, quel quinto gol. Vediamo qui il replay a manuale, questo contrattacco di Bracali. Siamo sul 5-1, doppiette per Tonelli, Lago Marsini, gol di Bracali, che ci aveva provato tanto nel primo tempo, un po' meno nella ripresa anche perché ha giocato meno, e poi ha trovato anche il gol del 5-1 dopo il time out, tra l'altro, che sarà zona 1, quindi il momento ora per la zona 4. Bracali per Cornacchini, siamo negli ultimi 3 minuti. Maffi posa plastica per la parata su Cornacchini. Tonelli per Bracali, per Cornacchini, recupera la pallina, anzi no, arriva Cornacchini, non sorprende Maffi sul primo palo. Solo Bellotti in mezzo a 3 giocatori della zona 4, contrattacco ora della stessa zona, Bracali 6-1, il talentino di casa Follonica firma la doppietta, 3 giocatori in doppietta. Rivediamo subito il replay sull'assist di Tonelli, 2 factotum nella zona 4, 6-1, passivo anche abbastanza severo ora per la zona 1. Diventa Turbanti il tiro. Prova anche Paulinelli appena entrato, l'unico giocatore del SB Viareggio, classe 2011. Ha segnato un gol ieri, anzi oggi ha giocato, ha segnato contro la zona 3. È passata un'era da questa mattina. 2:20, nuovo time out.
non si sprecano i timeout in questa partita. Non è stato più che ampio, esce Asta ed entra Alexandre Croca del Sarzana, classe 2011, che ha giocato diverse partite, hanno fatto staffetta ai due portieri. Falli di squadra non più ricordati, pochi falli di squadra nella ripresa, 6-6. Vediamo anche il risultato del primo tempo. La partita era stata conclusa sul 2-0 a favore della zona 4. Ora il risultato si è allargato sul 6-1. Il tempo non parte, ora parte. Qualche secondo rubato alla partita, Migliaretti sempre raddoppio, difficile anche, cioè in questa maniera per la zona 1, insomma c'è sistematico raddoppio per tutti i portatori di palla. L'unico gol segnato dalla zona 1 questa partita è stato di Simone Traina, che aveva dato illusione alla zona 1 di potersela giocare fino alla fine. Poi insomma l'esperienza, vediamo anche le tante partite giocate in zona 4 come in zona 2, campionati lunghissimi da 6 mesi, fanno la differenza poi a lungo medio termine. Una competizione esigente come questa, dove si trovano a confronto i migliori giocatori di italiani, c'è il fallo, il cartellino blu, giusto, cartellino blu al giocatore Maremmano. Anzi, numero 5 espulso, Turbanti, del Grosseto. Sarà quindi il tiro diretto. Sarà Edoardo Orsi, 2012 contro Croca, 2011. Orsi fuori, palo, stato Asta anche lui 2012. Orsi commette fallo su un Bracali che è almeno 20 cm più alto. Vediamo qui il tentativo dell'Odigiano, portiere che era non messo bene, però non è riuscito a concludere Orsi, il portiere fosse in ritardo. Ultimi 60 secondi di questa stagione lunghissima, iniziata ad agosto, finita oggi 25 giugno 2023, e poi ritroveremo fra 3 mesi esatti, il 23 settembre, con la Supercoppa italiana maschile a Lodi, e poi il ritorno a Trissino nel weekend successivo ad ottobre. Le ultime patinate, vediamo qui ancora la zona 4 che ci prova gli ultimi 30 secondi, ancora spallata in area, ci prova ancora Cornacchini, alza la pallina ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Ora la formazione della zona 1 cerca il secondo gol, con Orsi ha avuto la possibilità di impattare con il secondo gol, diciamo, con Orsi che non è riuscito a segnare il tiro diretto. Fare in attacco, anzi in difesa, è il settimo. Traina, l'ultimo tiro. Finisce 6-1 l'ultima partita della stagione, la vittoria della zona 4 che si impone anche nell'Under 13, tripletta per la Toscana Liguria, a segno le doppiette di Tonelli, Lagomarsini e Bracali, un gol segnato da Traina all'inizio della ripresa. Applausi dalle tribune e applausi anche dal sottoscritto, questa bellissima stagione di hockey su pista. L'arbitro Giombetti chiama le squadre in centropista e sono i saluti di rito tra le due formazioni a decretare la fine della stagione. Quindi doppiette, vediamo il nostro taccuino di Tonelli che raggiunge gli 11 gol, il miglior marcatore della categoria, 6 gol per Bracali e quindi anche i 2 gol del Lagomarsini, per totale 2 gol anche per lui.
E quindi la chiudiamo qui, ma aspettiamo le premiazioni che saranno imminenti. Magari ci prendiamo quei 5 minuti di pausa e poi torniamo in diretta per le premiazioni. Intanto ci beviamo questo mezzo litro d'acqua prima delle ultime parole qui in diretta dalla Casamora, che vediamo i gol. Tutti i gol? Sono tutti gol? Tutti i gol. 7 gol della partita grazie a Leonida Romualdi. Il Factotum in regia quest'oggi. Un ringraziamento anche per Claudio Donnini, che insomma ci ha assistito personalmente per tutta questa 3 giorni intensa di hockey. E un ringraziamento ancora più sentito a Calcio Castiglione, a Marcello Pericoli e Enrico Giovannelli per la disponibilità e l'ospitalità che è sempre ottima qui a Castiglione. In attesa delle premiazioni noi ci assentiamo e dopo ritorniamo in diretta.